Allora rieccoci in diretta per continuare a parlarvi del maltempo. Chi ci sta seguendo dalle 17:50 più o meno sa che vi stiamo raccontando del maltempo che ha colpito il Veneto. Nuovamente era atteso, ma non di queste proporzioni, perché al nubifragi, alla grandine si è aggiunto anche ovviamente il vento, ma in forma di trombe d'aria che hanno colpito soprattutto il Veronese, il Vicentino e il Bellunese. Abbiamo raccontato con l'assessore Botaccino un po' la mappa delle situazioni, abbiamo sentito anche le voci degli amministratori, il sindaco di Arzignano ad esempio. Arzignano è diciamo il comune più colpito del Vicentino, la tromba d'aria è passata anche di lì, ma è passata ad esempio anche a Trissino, Montecchia di Crosara nel Veronese, poi Ponte nelle Alpi con lo scoperchiamento del Palasport. Allora continuiamo a farvi vedere le immagini che voi stessi ci state mandando, quindi continuiamo anche il filo diretto con voi telespettatori. 351 175 5340. Allora vi faccio vedere Arzignano, perché Arzignano poi è uno degli epicentri con case scoperchiate e non solo. Questi sono danni alle auto, vediamo ancora, guardate i danni alle auto con i vetri distrutti dalla grandine evidentemente, ma non solo. Ancora Arzignano, ecco qui un tetto danneggiato dal vento, alberi caduti in strada. Questa è una foto che abbiamo visto anche prima, con tensostrutture e serre che vengono completamente scoperchiate, i pezzi che poi vagano un po' nelle strade, allagamenti. Le guardiamo insieme a voi in questo momento, vetrate distrutte dalla grandine, ma non solo. Questo è Arzignano, che è diciamo uno dei due comuni, forse il comune più colpito in questo momento in Veneto. Ecco qui, rami in strada, l'effetto della tromba d'aria che si è abbattuta in zona. Ancora, continuiamo con le immagini. Questo è Valstagna, provincia di Vicenza. Qui vediamo se si vede qualcosa di particolare. Questo è il maltempo, diciamo, che si è abbattuto, è la violenza del maltempo. Nella Marca Trevigiana dicevamo una violenta grandinata nella zona di Possagno. Questo è quello che è accaduto, insomma, questo è il deposito della MOM Mobilità di Marca a Vittorio Veneto, quindi il vento insomma che si è abbattuto anche qui, e vedete una parte della struttura del deposito MOM di Vittorio Veneto che è caduta a terra per la furia del vento, e questo è quello che è capitato, eccolo qua, a Vittorio Veneto. Siamo nella Marca Trevigiana, ecco qui, guardate i pannelli e le lastre completamente abbattute a Vittorio Veneto. Quindi la situazione che ha colpito Verona e Vicenza e il Bellunese si è riversata e si sta riversando anche nella Marca Trevigiana. Allora rivediamo il servizio con le immagini terribili della tromba d'aria nella zona del Veronese. Mamma cara! Mamma cara! La paura mentre la tromba d'aria passa con la sua scarica di violenza e danni. Tra Erbè e Trevenzuolo le immagini simbolo di un'altra giornata da incubo, l'ennesima, come se il maltempo avesse scelto Verona e il Veronese come bersaglio principale della sua furia in questi giorni. La regione da ieri ha innalzato il livello di allerta in tutto il territorio, ma è nella provincia scaligera già provata che la grandine con chicchi grossi come bocce e il vento impetuoso tornano maggiormente a colpire in queste ore. Tromba d'aria anche su Montecchia di Crosara, con danni consistenti al palazzetto dello sport, dove sono anche crollate alcune piante. Nel paese della Val d'Alpone si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali, ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola. Problemi analoghi anche ai Lasi e Colognola ai Colli, comuni del circondario. Forti grandinate a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. Sui social corrono paura, rabbia e sfinimento. Basta è il commento più replicato. Basta, non ne possiamo più. Non ne possiamo più, e questo è quello che dice la gente, quello che dicono i residenti, ma purtroppo la situazione continua ad essere questa. Allora vediamo se riesco a farvi vedere altre immagini. No, questa vediamo
le vediamo in diretta insieme a voi. Questa è Verona, una zona di Verona, con ancora le prese con allagamenti dopo quanto accaduto in questi giorni. Verona ancora si trova a dover fare i conti con strade allagate e non solo. Ancora vediamo se riusciamo a spostarci in queste altre zone. Alta Villa Vicentina, Patrizia ci fa vedere questi chicchi di grandine, che ha raccolto evidentemente nel suo giardino. Grazie Patrizia, voi continuate a mandare le vostre immagini perché così possiamo documentare insieme a voi, insomma. Diventate i nostri corrispondenti in zona. Questo è ancora, credo, ad Arzignano. Questo è ancora ad Arzignano e sono le auto danneggiate dal maltempo. Evidentemente non solo la grandine, ma anche rami che diventano dei veri e propri magli che si abbattono sulle auto. Questo è Arzignano, che dicevamo è il territorio più colpito del Veneto in questo momento. Montecchia ancora, ecco, insieme a Montecchia di Crosara. Vediamo Montecchia di Crosara, eccolo qua. Questo credo sia il Palasport di Montecchia di Crosara, con i danni subiti per la tromba d'aria che si è abbattuta in zona. Montecchia di Crosara, vedete l'immagine della cella temporalesca. A Biadene, questa è la situazione poco fa, guardate, nemmeno la Marca evidentemente può sentirsi sicura in queste ore. Faè, siamo in zona Longarone, questa è la grandine raccolta dal telespettatore che ci ha mandato le immagini. Davvero ormai... Eccolo qui. Davvero ormai le dimensioni dei chicchi, che magari un tempo potevano creare sorpresa, purtroppo ormai sono queste, ormai da tempo. Eccole qua. È questo quello con cui si ha a che fare e capite bene come la situazione sia difficile poi da gestire. Qui è come se fosse ripiombati in inverno ghiaccio, strati di ghiaccio per la grandine. E tutto questo arriva improvvisamente, anche questa volta è arrivato improvvisamente il maltempo. Dicevamo, abbiamo fatto vedere i danni nelle zone delle Colli Euganei, ma anche a Rovolon ieri sera nel Padovano, perché c'è stato anche, forse abbiamo al telefono il governatore? Pronto? Sì, buonasera. Eccoci. Buonasera. Ecco, grazie al Presidente del Veneto, Luca Zaia. Allora, buonasera. Mezz'ora fa circa abbiamo fatto un po' il punto di situazione con l'assessore regionale Bottacin. Che ci può dire dal suo osservatorio? Ancora una volta ci troviamo di fronte a queste situazioni. Ne abbiamo parlato solo qualche giorno fa nella Verona ferita e che si era rialzata subito. Beh, è il segno dei tempi ormai, queste bombe d'acqua, trombe d'aria, temporali importanti, grandi precipitazioni, e poi a macchia di leopardo abbiamo Prissino, Arzignano, Montecchia di Crosara e poi Polpetta nel Bellunese e altre località. Adesso vedremo il bilancio alla volta di domani mattina. Domani peraltro io sarò già in visita nella zona del Vicentino. Ovviamente dappertutto non si riesce ad andare, però lì insomma la tromba d'aria ha pesato molto. Resta aperta la mia dichiarazione dello stato di emergenza, per cui agganciamo queste avversità atmosferiche alla coda di Verona, visto e considerato che stiamo parlando di una perturbazione che non ci ha mai abbandonato, ci gira attorno però non ci ha mai abbandonato. Dall'altro abbiamo aperto anche l'unità di crisi, non so se l'assessore Bottacin ve l'ha detto, in maniera tale che ci sia la massima allerta. I cittadini, l'unica cosa che posso dire è di fare attenzione, di non mettersi in viaggio se ci sono questi nuvoloni, insomma se c'è minaccia di tempo
pesantemente perturbato, cercare di non ripararsi sotto gli alberi o sotto ricovero di fortuna, perché ci si fa male, cioè si mette a rischio l'incolumità. Quindi stato di crisi che appunto resta aperto, quindi come dire, ingloba anche la situazione di oggi, e l'unità di crisi quindi aperta per monitorare la situazione anche nelle prossime ore. Come si guarda alle prossime ore? Beh, guardi, con lo stato d'allerta che abbiamo, che noi avevamo già dichiarato, perché se c'è una roba che funziona sono le previsioni che abbiamo tramite ARPA, anche perché abbiamo investito in questi anni. Ricordo che ho esordito nel 2010 con la grande alluvione, 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie e imprese finite sott'acqua, e allora le previsioni oggettivamente non erano quelle che abbiamo oggi. E le previsioni ci dicono che fino a domani sera comunque la situazione resta perturbata, dopodiché speriamo che si attenui molto più velocemente e ci sia un minimo di respiro. Ovvio che è una settimana che sarà un po' ballerina, dopodiché si chiamano previsioni, certo, che non sono certezze matematiche, quindi noi speriamo sempre che si vada verso il meglio e non verso il peggio. Allora, se non ho capito male, domani mattina lei sarà in sopralluogo ad Arzignano? Sì, ad Arzignano e un po' nelle località limitrofe stiamo organizzando il giro, ed è giusto che, essendo io l'autorità responsabile della protezione civile, ovviamente assieme all'assessore del Botacinco delegato, ma colui che firma poi materialmente i decreti eccetera, è sottoscritto un sopralluogo non solo per portare la vicinanza, che è già cosa utile da fare, ma anche per verificare i danni è assolutamente necessario. Cosa si aspetta in termini di aiuti ovviamente da Roma? Insomma, guardi, mi faccia dire che con tutte le tasse che paghiamo abbiamo solo diritto a portare a casa soldi. Noi facciamo come al solito la conta dei danni e poi facciamo la richiesta, ma insomma penso che da Verona in poi ci siano tutti i presupposti per avere un riconoscimento dei danni. Senta, cosa può dire ai veneti in questo momento? Soprattutto ai veneti colpiti da questo dramma ennesimo, magari chi anche a Verona ha rivissuto nuovamente l'incubo, insomma è gente che lo leggevamo nei social, basta, non ne possiamo davvero più, si rivolgevano un po' così al cielo per dire basta. Cosa possiamo dire a queste persone? Ma guardi, che li capisco fino in fondo, e dico perché non perché ho visto tante tragedie, perché sono toccate anche a me personalmente, per cui nella mia abitazione in passato so cosa vuol dire trovarsi fango in casa, trovarsi l'alluvione, trovarsi la frana, eccetera. E queste purtroppo sono il segno dei tempi, ma la nostra storia è costellata da questi eventi. Cerchiamo di essere a fianco a questi cittadini, e l'unico sistema è quello di dare una mano a loro, insomma, darla fisicamente. Ringrazio tutti i volontari che stanno partecipando ovviamente a tutte le squadre della protezione civile, e dall'altro ovviamente chiedendo risorse che sono doverosamente da stanziare per il Veneto. Benissimo, allora io a che ora, ecco, mi chiedo anch'io, a che ora è domani esattamente il suo sopralluogo, e se prevede di fare un riepilogo, un riassunto della situazione? Ma guardi, non abbiamo nulla di organizzato, nel senso che sarò lì, immagino verosimilmente dal 10 in poi irò da quelle parti, anche perché sono un pezzo di strada prima di arrivare, e vi daremo informazioni a tutti, insomma, rispetto agli spostamenti, però sicuramente nei luoghi più colpiti da tromba d'aria noi siamo lì domani mattina. Benissimo, grazie allora, grazie al governatore del Veneto Luca Zaia, grazie e buon lavoro. Quindi domani questo appuntamento, e quindi noi poi ve lo racconteremo evidentemente ancora una volta in diretta, e cercheremo di capire poi il bilancio anche che nel frattempo sarà stato messo a registro di quanto accaduto. Quindi nelle zone del Vicentino sarà domani il governatore insieme all'assessore regionale protezione civile tra Arzignano e le zone limitrofe, e ovviamente gli epicentri del disastro sono Arzignano, Montecchia di Crosare, e poi c'è tutta la zona del Bellunese. Allora andiamo ancora in pubblicità, credo. Poi facciamo vedere soltanto ancora qualche video, e poi lasciamo lo spazio a Venezia. Allora, pubblicità.
Rieccoci in diretta. Allora, gli ultimi video che vi faccio vedere, che stanno continuando ad arrivare sul maltempo. Allora, vi faccio vedere questo video che arriva, immagini che arrivano da Chiampo, questo video che arriva eccolo qua, no, l'ho perso, ancora una volta Montechia, no, allora mi sono perso qualche video che però mi vedevo interessante. La zona di Sarcedo a Vicenza, vi faccio vedere un po' le immagini, guardate l'acqua che si riversa in strada a Vicenza, questo era a Sarcedo. Palazzetto dello Sport di Montechia di Crosara, eccolo qui, l'altra immagine, lo abbiamo visto prima visto da un'altra inquadratura. Questo è veramente un palazzetto devastato dal vento della tromba d'aria. Ancora Trissino, zona industriale, l'avete visto, l'abbiamo sentito prima il sindaco, la zona industriale di Trissino con i detriti in strada e la gente che evidentemente sta cominciando, eccolo qui, a rimboccarsi le maniche per cercare di limitare i danni. Vediamo se c'è ancora qualcosa e poi lascio la parola a Venezia. Questi sono tetti a Arzignano, ancora una volta. Giusto per mostrare tutti i video che stanno arrivando, davvero una raffica di video in questi minuti. Allora, abbiamo sentito prima il governatore del Veneto Luca Zaia, che sarà in sopralluogo domani a partire dalle 10 più o meno nel Vicentino ad Arzignano per fare poi il punto della situazione. Vi lascio alle previsioni del tempo e quanto mai sono importanti proprio in queste ore poi il telegiornale di Venezia. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato in transito sull'Italia condiziona ancora il tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 30 agosto. Sul Veneto persistono condizioni instabili con cielo molto nuvoloso e con rovesci e temporali diffusi dappertutto, localmente anche forti. Dal pomeriggio saranno possibili delle schiarite, specie sulle pianure meridionali, via via anche sul resto della regione. Temperature in calo, minime tra i 15 e i 21 gradi, valori massimi invece tra 21 e 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, rovesci intensi, attenzione a possibili locali nubifragi. Entro la nottata generale miglioramento. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 22-27 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, tempo anche qui spiccatamente variabile con piogge ovunque, a tratti anche forti. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime fino a 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.